El fantasma de Bernarda. Nella seconda parte del secolo XIV han deciso di far sposare Bernarda, tusa natural de Bernabò Visconti, con il Giovanni Suardo, appena la varia compì i 14 anni. Anche se la sapeva che la doveva rassegnarsi alla volontà di un genitore in sci decis, con un'ondata di passione la si è buttata tra i bracci dell'Antoniolo Zotta. E il Bernabò, quando il si è accorgiù, la sarà dentro la tusa nella rucchetta de Porta Romana. La sfortunata l'è morta poco mesi dopo, ma in diverse occasioni nel cortile de Santa Redegonda ne veniva a vultra il suo fantasma. Il Visconte la fa riesumare il corpo per essere sicuro che l'era stata mettuta sottoterra. Ma anche dopo il spirito di Bernarda la continuò a far svedere. Il fantasma di Bernarda.